Venezia è una vetrina sul mondo, noi dimostriamo di non essere capaci di risolvere un problema anche parzialmente e facilmente risolvibile come quello dell'accattonaggio. Continua ad essere calda la polemica in città sulla presenza di accattoni che chiedono l'elemosina, spesso con insistenza. Basta semplicemente parcheggiare l'auto a Venezia per incontrarli, anche mentre ci si accinge a ritirare il biglietto di sosta. Venezia è una città dove si può elemosinare, dove si può fare l'accattonaggio, dove si può dormire ovunque senza essere disturbati. Questo deve finire, l'amministrazione dovrà intervenire con le leggi che ha a disposizione. Un appello all'amministrazione che arriva anche da Anna Brondino, presidente del Circolo NCD Venezia. Bisogna intervenire. Quello che serve dunque sono regole che vadano rispettate, anche sul modello Bitonci. E volere potere, anche a Venezia questo si può fare, basta volerlo. Fino adesso nessuno l'ha voluto fare, c'è stato chi come il sottoscritto l'ha evidenziato costantemente attraverso le TV, attraverso i giornali, attraverso le interpellanze e le interrogazioni, ma l'amministrazione non ha voluto fare nulla. Adesso si può cambiare, adesso si deve cambiare perché siamo arrivati a un punto di non ritorno e quindi dobbiamo assolutamente intervenire e agire con velocità.